Ciao ragazzi, sono Zaccaria. Ciao! Piacere, sono Francesca. Io sono Manuela. Antonio. Lucrezia. Ma ragazzi, avete capito cosa dobbiamo fare qui? Sì, siamo venuti qua per fare un provino su Cicerone. Ma che cos'è? Guarda qui. È la guida al tuo futuro. Il nostro futuro. Ciao, ci siete tutti? Sì, sì. Lucrezia, alla prossima. Sono io. Allora, tutto chiaro? Hai capito cosa devi dire? Devi solo spiegare quale indirizzo di studi vuoi prendere. Non c'è problema. So cosa dire. Sì, ti dicevo, sto facendo questa esperienza interessante, anche divertente. E poi ho conosciuto una ragazza, no carina, di più. Sì, insomma, oh, scusa, devo andare. Un futuro nelle telecomunicazioni, vedo. Anche no. Comunque ti è chiaro cosa faremo. Sì, sì. Devi spiegare che indirizzo di studi vuoi prendere. Sì, sì, ok. Ci proverò. Come sto? Bastasse l'apparenza per costruirsi un futuro. Piuttosto hai capito cosa andremo a fare. Dovrai spiegare l'indirizzo di studi che vuoi scegliere. Non saprei, ma il mio futuro mi sembra così distante. Ma poi cosa devo rispondere? Mi puoi dare un aiutino? Beh, ma la scelta è tua, il futuro è il tuo. Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Lucrezia e da grande voglio lavorare nel campo del design. Scusa, per favore, potresti specificarmi il percorso di studi? Questa è brava veramente, alla prossima fa centro. Mi chiamo Lucrezia, da grande voglio fare la designer e quindi studierò disegno industriale. Buona la seconda. Grazie Lucrezia, grazie. Avanti il prossimo. Buongiorno. Mi chiamo Antonio e penso che studierò per diventare... Boh, non ne sono sicuro. Ma non è possibile. Vabbè, abbiamo capito che il tuo futuro è nelle telecomunicazioni, ma come fai a non sapere cosa farai da grande? Dai. Mi chiamo Antonio e penso che studierò giurisprudenza per diventare avvocato. Buona la seconda. Avanti un altro. Buongiorno. Mi chiamo Manuela e studierò chimica. Il mio lavoro sarà come ricercatrice nel campo delle nanotecnologie. Buona la prima! Ne avremo bisogno di ragazzi come te, bravi nel loro Grazie. mestiere. Basta, sono finiti i provini. Abbiamo scelto Manuela. Sì! Sì! Ma complimenti, ma come hai fatto? Tu che non sapevi cosa dire. È tutto merito di Antonio. È stato lui a consigliarmi il luogo dove effettuare la mia scelta. Ah sì? Come? Dove? Io ho detto avvocato solo perché era mio padre. Io ho scelto di fare la designer solo perché lo fa la mia migliore amica. Allora dovete visitare anche voi Cicerone. Vi aiuterà nella vostra scelta. Vedere nel futuro non è mai stato così facile. Guarda con Cicerone! Entra in Cicerone e scopri quante cose puoi fare. Cerca e approfondisci la professione che vuoi svolgere dopo gli studi. Esplora e scopri tutti i corsi attivati nella regione Veneto. Verifica le tue conoscenze di base con i test di autovalutazione. Stay tuned e sarai sempre aggiornato sulle novità del mondo del lavoro, su manifestazioni, open day, eventi di orientamento e sulle riforme universitarie. Cicerone è la tua guida alla scelta degli studi dopo la scuola superiore.